Una ricetta diversa dal solito, realizzata con due prodotti tipici della Sardegna: pane carasau e dolce sardo. Stiamo parlando dei fagotti di pane carasau, ripieni di dolce sardo e carciofi. Scopriamo subito come preparare i cestini di pane carasau ripieni. Cominciamo tagliando a rondelle il porro e facendolo appassire in una padella con uno spicchio d'aglio e qualche cucchiaio di olio extravergine di oliva. Nel mentre affettiamo anche i cuori di carciofo e dopo qualche minuto aggiungiamoli in padella, insaporiamo con sale, pepe e timo e stufiamo per una decina di minuti. Spennelliamo d'olio alcuni stampini di alluminio, rompiamo il pane carasau e ammolliamolo in acqua tiepida. Poi usiamolo per foderare gli stampini. Tagliamo anche il dolce sardo a tocchetti. Disponiamo una cucchiaiata di carciofi e porri stufati dentro agli stampini foderati di pane carasau. Dopodiché aggiungiamo qualche tocchetto di dolce sardo. Chiudiamo i cestini con altro pane carasau e inforniamo a 200 gradi per circa 10 minuti. Ed ecco qui, fagottini di pane carasau ripieni, un antipasto originale che stupirà tutti. Scopri tutta la gamma di dolce sardo Arborea.